Ciao a tutti, oggi come vedete la mia faccia, per tante volte non l'avete vista, forse è meglio così. Oggi chiudo un mese di improvvisazioni, un mese in cui mi sono divertito a scrivere testi, a metterci due note sotto e a canticchiarli accompagnandomi con la chitarra. La cosa bella, e forse in questo sono veramente unico, io non saprei riprodurre nessuna di queste improvvisazioni. Perché lo dice proprio la parola, erano delle improvvisazioni, non ho conservato gli accordi, ho soltanto i testi e quindi era un qualcosa che mi veniva al momento, mi veniva quel testo, prendevo la chitarra e ci cantavo sopra accompagnandomi e quindi restano dei pezzi unici, restano dei pezzi irripetibili. È un qualcosa che io ho messo quindi su YouTube, che un domani potrò andare a riguardare e tutte le volte che li guardo mi emoziono perché so che li ho fatti io, ma non saprei più riprendere la chitarra e fare la stessa cosa. Perché, ripeto, molte volte alcuni pezzi li ho scritti, boh, li inventavo al momento, prendevo la chitarra, sentivo la musica, mi emozionavo e ci cantavo sopra, quindi pezzi, improvvisazioni di rabbia, comunicazioni di pezzi d'amore. Io chiudo, diciamo, questa raccolta di circa 120, no, di circa 25, 125, 25 improvvisazioni. La chiamerò, ecco, improvvisazioni di cuore. Forse farò una playlist, la metto su Facebook. Volevo ringraziare quelle poche persone che mi hanno seguito, ma io non mi faccio pubblicità, poi alla fine non mi interessa, e prendo un po', diciamo, stacco un po' perché ovviamente ho altri progetti da portare avanti. Grazie, ciao ciao e vai!